Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Una nuova puntata di Made in Polesine, miei cari, sta per iniziare. Anche questa settimana siamo insieme. Buongiorno a tutti, da parte mia Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Oggi siamo proprio arrivati all'ultimo secondo, all'ultimo istante proprio. Proprio oggi siamo proprio in zona Cesarini. L'unica cosa che abbiamo trovato subito la penna, ma sì, tutto adesso due poi una cosa vai. eccezionale, veramente. Dicevo, nuova puntata di Made in Polesine, come sempre su Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Voilà. Detto tutto, adesso vado con i titoli. Vai. Posso andare, mister? Vai, sì, vai. Vado. Allora, primo titolo: alla caccia alla caccia delle archeologie industriali. Eccolo qua. È quasi un scioglilingua questo qua. Poi la prova. Convivenza e malessere. Poi eccellenza Novamont. Poi Congo e dimenticati. Questo è un titolo un po' criptico, perché non gli dico mica niente. E l'ultimo è spettacolare, perché parlo proprio di spettacolo e tragedia. E quindi questi sono i titoli di oggi di Made in Polesine, miei cari. Siamo pronti per iniziare, brevissima pausa e partiamo. E siamo così rientrati e siamo pronti allora per dar vita alla puntata di oggi di Made in Polesine. Primo titolo: alla caccia delle archeologie industriali. Allora, sto seguendo per la piazza web dei siti di archeologia industriale. In particolar modo sono stato allo zuccherificio di Cavenier, sì. Prima ero stato allo zuccherificio di Portoviro, e poi ho seguito l'ex centrale Enel, e quindi di archeologia industriale ne abbiamo un bel po'. Un sacco di defunti. Un sacco di defunti, ma tra l'altro poi quello che mi ha meravigliato di più è stato lo zuccherificio di Portoviro, che era appena stato ristrutturato, c'erano 130 dipendenti, c'erano 350 stagionali, quindi era una realtà importante, anche messo in un'arteria importante, e l'hanno sacrificato probabilmente per privilegiare altri zuccherifici. Mi ricordo che forse il primo più vicino è quello di Ponte Longo, che effettivamente dal punto di vista logistico non è tanto messo bene. Ci sono strade strette, difficile arrivarci, eccetera. Forse era forse meglio tenere quello di Portoviro. Ma poi dopo ho seguito anche quello di Cavenier, che fatto nel 1950, chiuso negli anni 70. Pensati che lo chiamavano gli abitanti del posto la nostra Fiat, Sì. Perché aveva portato praticamente un minimo di benessere particolare, e quindi aveva fatto fare quel salto da zona tipicamente depressa e agricola / pesca da poveri in quel periodo, sì, a un post industriale, anzi un pre-industriale importante. Fatto sta che hanno chiuso quello di Ariano del Polesine, hanno chiuso quello di Portotolle, di Cavenier, di Portoviro. Fatto sta che adesso che noi che avevamo un sacco di zuccherifici non ce ne sono più. Qua in zona nessuno. Che dire? Forse li chiudono perché, come sempre, l'abbiamo sempre detto e lo stiamo ribadendo da un bel po', non abbiamo mai avuto dei politici di riferimento importanti. Morto Bisaglia, non c'è stato più nessuno che poteva battere le nocche sui tavoli di contrattazione, e fatto sta che ci hanno dimenticati e hanno fatto chiudere queste realtà importanti. A chiusura di tutto ho fatto un servizio anche sull'area dell'ex centrale di Polesine Camerini, che è stata un investimento straordinario, la prima centrale in Italia, 200 ettari di terreno, certo. E anche questa chiusa, ha portato il benessere fin quando ha potuto, e che dire, anche quella chiusa. Speriamo di non essere ancora una volta dimenticati dagli uomini da Dio. Vediamo che la regione sta investendo abbastanza nel DET, perlomeno sul settore pesca. Speriamo si mantenga almeno questa. Non mangiamoci un'altra, che è una risorsa molto importante, esatto, per il nostro territorio. Però è interessante vedere quante archeologia industriale c'è nella nostra provincia. Sì, e un giorno faremo anche le archeologie industriali dei posti di divertimento. Sì. Mandrugada, Little Park, Daino, cosa c'era? Mille luci, sì, il dinosauro, il Kit Kat. C'è più niente, basta. Fine, stop, è finito tutto. Una volta sì, adesso no. Adesso no.
Cinema, c'era il cinema ogni paese, appena quella di Rovigo che deve ancora aprire. Ne abbiamo uno qua a Portoviro. Ma per fortuna Portoviro si sì, salva. C'è ancora uno a Portoviro, dai. Su certe cose game over. Dai, allora abbiamo così esaurito il nostro primo argomento. Tra pochissimo, per continuare come sempre in Made in Polesine. Come sempre rientrati su Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine. Adesso secondo titolo: convivenza e malessere. Ecco, ci aggiungo anche un altro aggettivo: e disperazione. Anche disperazione. Allora, ne stiamo parlando perché purtroppo in settimana scorsa c'è stato quel patricidio proprio qua a Portoviro, un figlio che uccide in maniera barbara il papà, con tutte le ragioni che poteva avere. È stato questa settimana comunque. È stato lunedì? Sì. Pensavo fosse stato ancora venerdì, scusa. Sì. Perdo un po' i giorni. Quel po' di età che sta avanzando. Dai. Ecco, e comunque appunto il figlio che uccide il padre in una maniera poi aberrante, col martello, lo massacra, eccetera. E, con tutte le scusanti del caso, il papà, dicevano, almeno io non lo conoscevo, che non mi permetto di fare giudizi, però aveva problemi con l'alcol, eccetera, eccetera, eccetera. Fatto sta che forse questa convivenza forzata sta mettendo a dura prova molte persone. Anche tante coppie hanno difficoltà a stare insieme 24 ore su 24, certo, sì. Vengono fuori tante magagne, però è un fatto che la nostra provincia, sempre tranquilla e tutto, nel giro di un mese ha avuto tre delitti importanti, sì. Femminicidio, un altro patricidio, quel Sint a Villadose che ha ucciso il papà, quindi comincia a diventare un cronaca ormai abituale. Questo è molto molto grave. Quindi secondo noi ci vorrebbe, tanto bisognerebbe ricominciare a vivere normalmente, poter muoverci, questa sembra una cosa importante, avere una vita sociale importante, perché poi noi parliamo solo di gente che ha preso il Covid, problemi sanitari eccetera, ma i problemi di salute mentale questi vengono sottovalutati e invece cominciano a essere, perché sai come si dice, sembra cose che da noi non possa succedere. Bravo. Succede sempre lontano dalla nostra terra, invece in questo caso abbiamo avuto 3 casi veramente eclatanti, molto vicinissimi. Ci ha colpito e ti ripeto, secondo me uno dei motivi è il disagio che c'è in questo momento, non solo per il Covid, ma anche per il lavoro che manca, per le persone che hanno problemi economici, eccetera, eccetera, eccetera. E tutto poi viene mescolato, rimescolato e molto spesso la gente va giù di testa. Si aggiungono situazioni su situazioni e quindi alla fine poi scoppia la bomba. Ecco. E la gente va giù di testa. Esatto. Vabbè. Detto questo, sì, diciamo va bene, non va bene. Però, detto questo, musica. Nel senso, ecco, siamo forti, parliamo di una cosa tragica, track, musica. Poi musica. Vabbè. Purtroppo siamo purtroppo. Perché the show must go on. Siamo una radio e quindi dobbiamo trasmettere anche della musica. A tra poco. La puntata di oggi di Made in Polesine sta proseguendo. Vi ricordo, perché è giusto farlo tutte le volte, che la prima messa in onda il giovedì, poi durante il fine settimana tutte le varie repliche che si susseguono. Ecco, allora, altro titolo, diciamo, eccellenza, Novamont. La Novamont è quell'azienda importantissima che tra l'altro è stata, visto abbiamo parlato prima di industrie archeologicamente importanti, quindi archeologia industriale, e la Novamont ha fatto una ristrutturazione su appunto un'archeologia industriale e hanno fatto una fabbrica a Bottrighe nel comune di Adria che è all'avanguardia a livello mondiale. Tra l'altro proprio quando è andato giù Trump, la Novamont, che probabilmente è un'industria statunitense, ha avuto un picco di guadagni in borsa importanti. Allora, è un'azienda avviata nel 2016, una capacità produttiva di 30.000 tonnellate di bioplastiche che sono importanti, ma comunque è il discorso che innanzitutto impiega un bel po' di persone, ma rappresenta il primo impianto industriale dedicato a livello mondiale in grado di produrre buttandiolo direttamente da zuccheri attraverso un processo fermentativo. Non mi chiedere cosa vuol dire. Adesso detto così è molto complicato. Non mi chiedere cosa vuol dire, però il fatto è che un'industria così importante a livello mondiale venga a investire in Polesine è un fatto secondo me interessante e da sottolineare in maniera particolare. Io ho fatto un servizio appunto per la piazza web, che ultimamente collaboro con la piazza.
Sì, ho sentito che sei in collaborazione. Te ne sei accorto? Ho sentito, sì. Te ne sei accorto? Casualmente. Sto facendo lo spot. Me ne sono accorto, sì. Però ecco, questa industria di bottiglie è importante. Tra l'altro diminuisce sensibilmente l'emissione di gas effetto serra, virgola. Però se passate per Bottrighe c'è un po' di odore sgradevole. Cioè Bottrighe è votata, Curicchi in particolare, tu sei giovane, ma io quando andavo a scuola ad Adria, che si passava con la corriera nel Ponte Vecchio, quando si arrivava a Curicchi c'era un odore tremendo. Che c'era la fabbrica del glutamato che faceva una puzza micidiale. Adesso con la Biatech anche lì un po' meno, però ben vengono questi insediamenti. Ne arrivassero altri 100 magari. Sì, ecco, che portassero un po', anche se fanno un po' di puzza, un po' di benessere, ecco. Magari la puzza non a Taglio di Po e Portoviro, ma da altre parti. Ecco, sì, vedi. Questo qua che si dice, sei patriota, no, si dice mai nel mio giardino, no? Mai. Puoi fare tutto quello che vuoi, ma non nel mio giardino. No, non farlo, no. Vabbè, tranne che. Complimenti alla Nova Mont. Tra pochissimo, per continuare Made in Polesine. Rieccoci, siamo pronti, siamo rientrati e adesso abbiamo il nostro penultimo titolo a disposizione per oggi. Parliamo di Congo e dimenticati. Perché parliamo di questo? Sappiamo che c'è stata la tragedia in Congo, appunto, dell'ambasciatore Luca Tanasio ed è morto anche il carabiniere Vittorio Iacovacci. Naturalmente condoglianze a questo. Certo. Però io avevo messo un post su Facebook prendendo una foto da un quotidiano dove c'era scritto: a nessuno frega dell'autista nero ammazzato. Infatti adesso comincia qualcuno a parlarne, però per i primi giorni nessuno diceva che oltre ad essere stati uccisi l'ambasciatore e il carabiniere c'era anche l'autista, che era Mustafa Milambo ed era un congolese. Certo. Allora perché ne parliamo? Perché innanzitutto visto che l'articolo intitolava "A nessuno frega dell'autista nero ammazzato", e noi diamo solidarietà anche a questo signore che sicuramente si è trovato nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, e ci ha rimesso la vita. Dispiace che comunque i media nazionali, ma anche tanti nostri politici, una parolina potevano anche aggiungerla, cominciano adesso, certo, timidamente. Il Congo è una zona di nessuno, sappiamo che è uno dei paesi più ricchi di materie prime ed è uno dei paesi più saccheggiati. Non vogliamo fare tante discussioni perché non siamo in grado di farlo. Aggiungiamo solamente le condoglianze all'ambasciatore Luca Tanasio. Secondo me è una cosa molto grave che venga ucciso un ambasciatore. Forse ci vorrebbe un intervento anche più deciso da parte del nostro governo, ma virgola, chi siamo noi per dirlo? E naturalmente condoglianze al carabiniere Vittorio Iacovacci. Ma volevo sottolineare che tra questi c'era anche un congolese, Mustafa Milambo, l'autista, che anche lui è morto, che non è stato, che decisamente non considerato, insomma, sì, appunto, non è stato considerato. Ecco, questo gli dovevamo nel nostro piccolo, cerchiamo di far esaltare anche questa figura. Bene. Detto bene così. Detto questo, noi andiamo in pausa tra poco per l'ultimo argomento di oggi. Oggi siamo veramente velocissimi e guarda caso adesso siamo pronti per affrontare l'ultimo argomento di oggi. Parliamo di spettacolo e tragedia. Perché questo abbinamento tra spettacolo e tragedia? Abbiamo sempre detto che purtroppo il mondo dello spettacolo è tra i più colpiti del Covid, più o meno è un anno che non lavorano le maestranze del mondo dello spettacolo, artisti, tecnici, eccetera. E c'è questo articolo, anzi questo post che abbiamo trovato su Facebook. Ieri il nostro amico e collega di una vita, Omar, ha scelto di farla finita. È andato nel suo magazzino e si è sparato. Praticamente non ce l'ha fatta, aveva detto riuscirò a sopravvivere solo fino a dicembre, non ho più le risorse economiche e neanche la forza di affrontare questo non lavoro. Ecco, questo è un caso estremo, speriamo non succeda più ad altre, però la figura degli operatori del settore spettacolo, della quale facciamo parte anche noi, certo, anche noi siamo stati penalizzati sicuramente, diciamo che nei nostri paesini qualche ammortizzatore in più c'è, però chi vive in una città che ha affitti, che ha bollette, che ha leasing da pagare,
stare fermi un anno è decisamente molto penalizzante. È impossibile, veramente. È quasi impossibile. Quindi solidarietà praticamente quest'anno l'abbiamo fatto minimo 20 volte la solidarietà al mondo dello spettacolo. Solidarietà in particolare a quelli che proprio che non ce la fanno più e soprattutto speriamo che nessuno arrivi alle estreme conseguenze dell'amico Omar che io ho conosciuto e mi dispiace di quello che è successo. Ecco, tutto questo, tutto qui. Va bene, dai. Allora, abbiamo concluso gli argomenti di oggi. Gli ultimi due sono stati abbastanza tristi, se vogliamo, triste. Ma però insomma era doveroso fare un appello, fare un ricordo, una puntualizzazione di questa situazione che stiamo vivendo. A tra poco allora per i saluti finali. Nella fase conclusiva, proprio l'ultimo step di questa puntata di Made in Polesine, come sempre prima dei saluti volevamo ricordare la nostra rassegna stampa in onda anche su Radio Diva tutti i giorni alle 11.50 e poi anche alle 14, che sta andando molto bene, naturalmente la potete vedere anche su Made in Polesine. E questo bellometto. Questo bellometto qua che ho vicino. E poi c'è un'altra novità, insomma. No, stiamo facendo quest'altro format che si chiama Comprare in centro, sottotitolo, quando non conviene comprare online, stiamo cercando appunto le aziende che fanno delle cose particolari che online non puoi comprarle e quindi anche questa è una cosa che ci fa piacere ricordare e sottolineare. Ecco, quindi è un'altra iniziativa che vede coinvolti Made in Polesine e Radio Diva. Ecco, quindi una cosa da non perdere assolutamente. Con questo abbiamo veramente concluso, ci sentiamo la prossima settimana come sempre su Radio Diva, Radio Colbe, Made in Polesine Web TV. Da parte mia Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana e il nostro countdown 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.